Buongiorno e benvenuti nel nuovo sistema informativo ittico-venatorio di Regione del Veneto. Dal sito cacciapesca.regione.veneto.it è possibile accedere tramite SPID o con le credenziali rilasciate da Regione Veneto. Una volta loggati, nella vostra scrivania troverete il tasto Crea una nuova istanza. In questo tutorial vedremo la creazione di una istanza di rilascio licenza di pesca professionale da parte di un pescatore autonomo non associato a cooperativa. Cliccando sul tasto, infatti, potremo scegliere l'ambito dell'istanza, in questo caso pesca, e fra quelle disponibili scegliamo rilascio licenza di pesca professionale. In questo caso il richiedente non è associato ad alcuna cooperativa. Ci troviamo nella pagina di creazione dell'istanza, nella prima fase che è quella di compilazione. Questo primo step si compone di due schede, i dati anagrafici e la situazione reddituale. Se non sono presenti tutti i dati anagrafici, è necessario completare questa scheda. In particolare è opportuno sempre avere una email aggiornata perché sarà il riferimento per le future comunicazioni da parte del sistema informativo ittico-venatorio. La seconda scheda riguarda la situazione reddituale del pescatore. In questo caso dovremo indicare il tempo giornaliero che verrà dedicato in ore all'attività in pesca, poniamo in questo caso ad esempio 6 ore, il tempo annuale dedicato all'attività pesca in mesi, poniamo che in questo caso dedicherà 8 mesi all'attività di pesca, se presente qual è stato l'ultimo anno di dichiarazione dei redditi e il volume d'affari pesca, se è un dato che è già presente. In questo caso, in caso di nuovo rilascio, il volume d'affari non è un dato obbligatorio da inserire. Poniamo che si esercitano altre attività di pesca, ad esempio un noleggio barche, e il tempo che viene dedicato a questa attività in ore giornaliero è di 8 ore al giorno per 4 mesi. Poniamo di conoscere già l'attività esterna come volume d'affari e andiamo a indicarlo come 7.000 euro. Non si percepiscono pensioni e non ci sono in questo momento da parte di questo pescatore altri redditi o rendite. Questo pescatore è iscritto all'elenco dei pescatori autonomi e ha una matricola INPS che bisogna indicare qua. E una posizione INAIL e infine una partita IVA. A questo punto abbiamo compilato tutti i dati necessari e possiamo cliccare su Salva e avanti. Questa fase di firma non è necessaria se il richiedente entra con SPID, se invece è stato necessario utilizzare le credenziali di Regione Veneto perché siete un'associazione di pescatori o un soggetto giuridico delegato a presentare domande per conto di pescatori, è necessario scaricare la domanda da firmare, che è quella che avete appena compilato, e firmarla digitalmente. Una volta firmata si può caricarla in formato P7M e cliccare su Salva e avanti.
L'allegato è stato caricato con successo. La fase successiva degli allegati richiede una foto, ma non è obbligatoria, è una fase non vincolante, mentre bisogna scegliere la tipologia di pagamento. È possibile pagare online oppure eventualmente poniamo il caso di avere già pagato il bollettino e avere a disposizione le marche da bollo. Andremo qui a inserire il numero del versamento, la data di quando abbiamo pagato e l'importo complessivo dei pagamenti, quindi vuol dire i 43,64 € della tassa di concessione regionale più 2 marche da bollo per un totale di 75,64. Qui andremo a inserire il documento scansionato con la scansione della tassa e della marca da bollo. A questo punto, una volta allegato il documento, possiamo cliccare su conferma e passare alla fase successiva di invio. Il numero di protocollo in questo caso voi non lo troverete perché siamo in un ambiente di collaudo, ma avrete solo il tasto invia. Una volta cliccato sul tasto invia non sarà più possibile modificare la pratica. L'istanza è stata inviata con successo a Regione Veneto. La protocollazione a voi avverrà in automatico da parte dei sistemi di Regione Veneto. L'esito comunque di questa istanza potete aprirlo e scaricarlo, salvarlo sul vostro computer. Si tratta di una ricevuta con il numero di presentazione e tutti i dati che avete appena inserito. Riceverete comunque da parte di Regione Veneto una comunicazione di avvio del procedimento e il numero di protocollo inviato dai sistemi di Regione. Grazie per l'attenzione.